Una serata nata in collaborazione. Assolutamente sì, siamo 5 club, Lions Club della zona e ci siamo mobilitati perché sull'invito dei campioni del cuore abbiamo voluto partecipare. Ogni volta che c'è un'azione benefica noi ci siamo e ben felici di partecipare. Lo scopo è quello di acquistare un defibrillatore per il comune di Chiavari e quindi questa mi sembra che sia un'occasione più che buona, anche perché per stare insieme, per poterci trovare con gli altri e con gli altri amici che giocano. Io non gioco, ma comunque apprezzo moltissimo coloro che lo fanno e che dedicano tutto l'impegno sempre per scopi benefici. Questa è la cosa che va rilevata, insomma. Ci sono state diverse squadre questa sera in campo, non ultima la squadra dei cuochi, dell'assado, della focaccia al formaggio. Certo. Sono tutte squadre che giocano per un unico obiettivo e questa è la cosa più bella, assolutamente come volontari, e quindi noi cerchiamo di sostenerli. Lo scopo di Lions è quello sempre di finalizzare tutte le cose, tutte le raccolte di fondi eccetera, sempre finalizzate a un obiettivo. Lions non raccoglie mai fondi per donazioni, ma raccoglie sempre fondi per degli obiettivi che sono delle attrezzature, apparecchiature o in questo caso appunto nei favore di enti o di altre associazioni. Questo è lo scopo che ci prefiggiamo. Ecco, diceva 5 club, vogliamo elencarli? Oltre a noi che siamo Chiavari Ost, c'è Chiavari Castello, c'è Altavara, Valdaveto, Valle Sturla, poi c'è Santa Croce e poi Lavagna, Val Fontana Buona, Contea dei Fieschi, e quindi queste sono le 5 realtà. Noi spesso facciamo delle cose insieme perché soltanto riunendoci come forze si può riuscire a concludere qualcosa di efficace veramente. Siamo pronti? Prontissimi. Prontissimi, ci sono 3 defibrillatori pronti, abbiamo anche 4 sacerdoti, quindi direi che noi siamo attrezzati, ecco, per arrivare alla fine, speriamo sani e salvi. Ma non è ancora entrato in campo? No, io entro gli ultimi 10 minuti perché, approfittando della stanchezza dei miei compagni e degli avversari, soprattutto farò sicuramente una figura dignitosa, ecco. Ma il ruolo? Il ruolo punta, centravanti. Ho il problema del fuorigioco perché non riuscendo a rientrare, evidentemente, perché se fossimo un campo a 7 mi sentirei anche di assicurare qualche gol. Sei grande, eh? È troppo, purtroppo troppo. Ma in carriera c'è stato anche il calcio? Ma quando ero ragazzo ero appassionato, sempre stato tifoso del Toro, da bambino, una grande passione per il calcio, ma talento niente, talento che è mancato, e quindi tracciavo il campo, mettevo il pallone e poi mi mettevo in panchina. Questa è la mia carriera. Bene, dai, allora buona partita. Grazie. Dal mare, dalla motovedetta direttamente al campo di Caperana? Sì, assolutamente sì, ma c'è un elemento che unisce le due situazioni, cioè la squadra. Quindi è un'ulteriore occasione dove, in questo caso divertendosi anziché lavorando, ma poter coltivare ancora quei rapporti di amicizia che poi anche nei momenti difficili sono quelli che fanno la differenza. Sportivo? Sì, assolutamente, io adoro lo sport, purtroppo in quest'ultimo periodo mi sono potuto dedicare poco, però insomma quando c'è un attimo libero, un piccolo spazio, insomma me lo ritaglio sempre, anche perché poi sono con gli amici, quindi è una bella... Stasera come sta andando? Stasera sta andando bene perché insomma la squadra avversaria è molto forte, quindi stiamo riuscendo a resistere e a tenere la posizione. Carabinieri con la Marina, come va? Va benissimo, io anche con i colleghi dei Carabinieri, tra l'altro proprio il comandante di compagnia di Chiavari, insomma abbiamo in comune la stessa terra, quindi la terra sarda, quindi ci unisce oltre che un'affinità nell'attività istituzionale che svolgiamo, anche un rapporto di amicizia legato alla comune provenienza geografica. Tra l'altro ci giunge notizia in redazione in queste settimane che c'è una notizia che insomma da un certo punto di vista ci fa anche dispiacere.
Dispiace anche a me, ma come tutte le cose hanno inizio e una fine. Insomma, a breve verrò trasferito al comando generale a Roma per ricoprire appunto un altro incarico dopo il periodo previsto di comando. Sicuramente da parte mia ci sono sentimenti contrastanti, nel senso che da un lato c'è sicuramente la soddisfazione e la contentezza di vedere riconosciuto l'impegno non soltanto mio ma tutti dei miei uomini, però dall'altro insomma c'è il magone, perché comunque è un momento ancora difficile, quindi avrei voluto sicuramente continuare a cercare di dare il massimo insieme alla mia squadra, ma il collega che mi sta affiancando insomma è assolutamente in piena sintonia, quindi sono sicuro che farà bene. Poi ovviamente il magone anche per il fatto che come con voi peraltro, no, si è creato un rapporto che va al di là di quello istituzionale, quindi è fondamentale, anche se vado via, continuare a coltivarli questi rapporti. Assolutamente sì, e tra l'altro una grossa capacità al di là della professionalità, no? C'è sempre stato un rapporto come personale con tutti noi. Beh, io credo che al di là dell'incarico, del ruolo, dell'amministrazione di appartenenza, la differenza la faccia l'uomo, quindi non è la divisa che insomma deve portarti a fare o non fare determinate cose. Quello è un ruolo, un incarico che ognuno di noi ha, ma come tutte le cose finisce. L'uomo invece rimane, quindi se si riesce a mettere al primo posto appunto il rapporto d'amicizia, il rapporto umano, come è successo peraltro nella mareggiata, le differenze poi si fanno, si vedono, perché lavorare da soli o pensando soltanto all'appartenenza alla singola amministrazione non è un qualcosa che giova. Bisogna invece cercare di condividere un obiettivo e lavorare tutti insieme, remare tutti nella stessa direzione, per rimanere in termini marinareschi, per riuscire ad arrivare al porto. Sicuramente non dimenticheremo i nostri viaggi sulla motovedetta, una volta, ben due poi il giorno di Natale con il nostro direttore, insomma c'è stata anche per tutta la popolazione, la comunità del nostro Levante, molto vicinanza con tutti voi. Non lo dimenticherò nemmeno io, e anzi colgo l'occasione anche per ringraziarvi per il servizio che avete fatto, perché è stato anche il modo per gratificare le persone che pur stando tra virgolette dietro le quinte ogni giorno fanno dei sacrifici per far sì che tutto ciò che è accaduto insomma si sia svolto nella maniera più regolare possibile. Quindi quel giorno, il giorno simbolico di Natale, poter stare come insomma ricordo mi diceva Don Fausto, cercare di essere un po' vicini anche alle famiglie che magari non possono spostarsi, avere la possibilità quindi di vedere questi luoghi bellissimi, penso sia stata un'occasione unica e insomma indimenticabile. L'appuntamento per il saluto è il 7 settembre? Sì, il 7 settembre alle ore 11 ci sarà la cerimonia ufficiale del passaggio a Santa Margherita Ligure, sì. Ecco, per finire approfittiamo ancora per due consigli di questa fine estate ormai per tutti i bagnanti, per tutti i turisti, che bisogna sempre fare molta attenzione, no? Assolutamente sì, anzi siamo nel momento clou, perché la settimana prossima appunto è quella di massima affluenza turistica, quindi ricordo a tutti di avere rispetto del mare. Per rispetto del mare si intende insomma rispettare le condizioni del mare, quindi prendere visione dei bollettini meteo, evitare di cimentarsi in imprese che poi diventano appunto un qualcosa di non gestibile, quindi intraprendere il mare con condizioni meteorologiche avverse fa sì che la vacanza diventi una tragedia. E soprattutto per quanto riguarda invece i diportisti, evitare appunto di transitare, di navigare all'interno delle fasce riservate alla balneazione, per evitare quindi di esporre a pericolo i bagnanti, che giustamente hanno il legittimo diritto e dovere di poter fruire di queste bellissime coste, altrettanto quanto fanno appunto i diportisti. Allora un saluto, lo facciamo ufficiale attraverso la telecamera, ci sarà sicuramente la telecamera il giorno 7 e insomma in bocca al lupo. Cosa dice in questi casi? Sì, crepi il lupo, e un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti i liguri e grazie per ciò che ci avete dato. Come sta andando in campo? La squadra sta giocando bene, il ritmo è quello che è, perché logicamente non siamo tanto allenati, però pensavo peggio, la partita è combattuta, ci vuole un po' di fiato e anche un po' di collante tra di noi di allenarci più spesso, però diciamo che la partita è andata, stiamo vincendo 1-0, quindi siamo contenti. Speriamo Chi è l'autore del gol? È il maresciallo Latino. Esatto. Voi siete già stati in campo e siete a riposo, com'è? Siamo stati in campo, abbiamo giocato il primo tempo, adesso abbiamo lasciato spazio agli altri colleghi,
anche così ci siamo riposati un po'. Pronti a rientrare? Pronti a rientrare se c'è bisogno. Abbiamo visto anche il vostro mister che è in campo. Sì, esatto, il maresciallo Carpentieri Giuseppe che sta giocando, è entrato, ha dato il cambio a me, che ero abbastanza stanco e niente, speriamo di riuscire ad arrivare alla fine con il punteggio di 1-0 e non pareggiare. Siete come squadra, vi allenate, è un'occasione questo oppure qualche volta? Quest'anno abbiamo fatto un torneo interforze a Concenti, lo facciamo tutti gli anni con la TLC, con i poliziotti, i vigili del fuoco, la guardia di finanza ed è un'occasione per allenarsi e fare un po' di amalgama di squadra, perché giocando ora ad 11 specialmente è parecchio faticoso, il campo è più grande, quindi è un'occasione in più che abbiamo per poterci allenare. Si dice per far squadra anche sul lavoro, no? Esatto, Questo sì. serve poi in campo e nel lavoro? Direi di sì, no? Sì, serve tutto, così ci si amalgama ancora un po' di più. Il lavoro di squadra è fondamentale. E voi avete giocato da ragazzi a calcio? Io appena arrivato in Liguria 20 anni fa ho giocato nel Carva in terza categoria, un annetto, saluto i ragazzi del Carva. Che Fontana Buona. Fontana Buona. Ricordo gli allenamenti con la nebbia lassù d'inverno e poi basta, poi un po' di sport, un po' di palestra, un po' di movimento. Invece? No, io da giovane atletica a livello agonistico a Torino però, perché sono origine di Torino, quindi poi calcio così con gli amici e basta. Il calcio lo abbiamo un po' passione, tutti, no? esatto, Però poi sì, un merito allora per aver fatto atletica. Sì, atletica sicuramente, è stata una bella esperienza giovanile. Bene, allora facciamo riusciamo? Magari? Adesso però... E sono senza occhiali, non è che ci vedo tanto. Vediamo un po' se con Antonio ci giriamo sul campo. Adesso c'è un momento che Sì, c'è qualcuno in terra. in terra c'è una posizione appunto per la vostra squadra, mi sembra. Sì. Posso dire di aver giocato con Donadoni io. Bravo. Di aver giocato contro Donadoni. Il sindaco, salutiamo intanto il sindaco di Santa Margherita che è ancora in campo? Forse sì. Mi sembra di sì, l'avevo visto. Ecco, sì. Forse dietro, si è passato dietro, è all'ultimo uomo. Eccoci. Vediamo un po', abbiamo recuperato palla, il maresciallo Venturi. Dalla prima! Poi abbiamo il vice mister che è romano, si sente. E quando il mister va in campo... Quando il mister va in campo bisogna stare zitti e filare dritto. Il nostro portiere Pellerito, ora passa la palla a Matteo Fontana. Facciamo la telecronaca? Va bene? Martini Mirko riprende la palla, Fontana avanza verso il centrocampo, cerca lo spazio per nessuno. Recupera la palla Gaspare, Ruotolo. Si gira, il Pocio, lancia in centro per Maresciallo Latino che... Niente, scusate. Lì insomma si poteva far meglio. Sì. Diciamo che qualche occasione... Ed eccoci. Forse la mettiamo dentro e no, niente da fare. Grande parata di Giovanni Costa. Esatto. No, sì, esatto. Però tenete un po' più il possesso, mi sembra, voi, eh? Anche Capitani giocare benino, eh? Sì, noi il nostro rappresentante è molto bravo. È molto bravo, anche Don Castaldi, è abbastanza in forma. Ecco che viene sostituito Don Gastaldi. Futuro parroco della parrocchia di Ri. Bravo. Sono informato. Allora, le informazioni dei carabinieri arrivano, eh? Sono un parrocchiano e un corista lì in chiesa. Eh sì, è un momento così, che sono dei momenti brutti questi perché si rischia di prendere il gol, c'è un calo di attenzione e secondo me bisogna riprendersi un po' di grinta. Ognuno il suo, è finita, Mantenere le posizioni, non perdere la testa. Mettila giù, stai da solo! Mi sta piacendo come partita perché non c'è l'agonismo giusto, ma non c'è, perché a volte può capitare che nelle partite a questi livelli... Molto rispetto. Esatto, c'è molto rispetto oggi, così come è giusto che sia. Anche il pubblico ha recepito, devo dire che c'è un bel po' di gente. E vediamo dopo con l'Asado come va. Sicuramente andrà bene. Bene, allora vi lasciamo, ci salutiamo e grazie. Vediamo come andrà a finire, 1-0, mancherà, quanto mancano ancora? Mister, quanto manca alla fine? Poco, manca poco. Poco.
Don Alberto, ma per vincere bisogna segnare. Sì, adesso speriamo gli ultimi secondi, siamo nel minuto di recupero, forse riusciamo a fare il gol del pareggio, speriamo. Non abbiamo forse pregato abbastanza. Forse, ma hai sudato mi sembra. Sì, sudatissimo perché è una serata caldissima, umido e poi correre sul campo a 11 è veramente impegnativo. Non siamo più abituati. È durissima. Molto dura perché una cosa è giocare a 5, una cosa a 11 e poi i Carabinieri sono una squadra molto allenata, noi non ci conosciamo tra di noi per cui si fatica ancora di più. Però abbiamo contenuto i danni. Ma avete un grande mister in panchina. Il mister ci ha disposto benissimo in campo e ci dirige alla perfezione. Noi stiamo imparando. C'è qualche sorpresa che ha dato di più in campo Sì, per te? devo dire che il vostro collega Andrea Capitani è entrato nel secondo tempo e ha portato un tocco davvero buono e poi il sindaco Donadoni anche ha un piede vellutato. Ma noi abbiamo un rappresentante, ma ce lo giochiamo bene proprio come uomo di punta in queste cose. Sì, Andrea è molto bravo. Poi tutti devo dire che hanno giocato bene, chi ha giocato meno, chi ha giocato di più, però ci abbiamo messo davvero il cuore. Tra l'altro ho visto che c'è stata molta sportività in campo. Sì, tra rappresentanti, carabinieri, politici, forze dell'ordine generale, sacerdoti, almeno quello si spera che non degeneri, anche se piccole scintille ma subito disinnescate. Bene, alla prossima Don Alberto. Grazie, sì, speriamo in un'altra bella iniziativa come questa sera. E chi c'era della formazione dei sacerdoti? Chi era presente? Abbiamo avuto Don Andrea Buffoli, io, Don Bonaventure e Don Florence. Dunque una bella rappresentanza della diocesi però a livello internazionale. Ok. Un momento sportivo per una causa importante. Sicuramente sì, speriamo di raggiungere l'obiettivo, adesso dopo la partita vediamo come va la cena, in base agli spettatori ci regoliamo e penso che comunque qualche obiettivo l'abbiamo raggiunto. Ecco, vogliamo ricordarlo quale era? Sì, dobbiamo acquistare dei defibrillatori per il comune di Chiavari, specialmente in questa zona che sono carenti. Volevo ricordare che una città come Piacenza che ha adottato questa politica, ce n'è uno ogni 300 metri e sono calate le morti di infarto del 40%, quindi sicuramente oggi è una cosa utilissima. Anche se vediamo nel nostro Tigullio sempre di più momenti dove viene regalato un apparecchio di quel genere. Sì, sicuramente adesso hanno capito che è un medicinale salvavita e quindi chi fa le donazioni, chi le regala, adesso questo l'abbiamo preso un impegno sportivo anche per stare un po' insieme, per allenarci, perché comunque ci saranno importanti partite che ci aspettano dopo questa. E in campo? Ma il campo è andato abbastanza bene, abbiamo retto, anche se avevamo alcune assenze, diciamo che abbiamo preso, fino a questo momento, manca un minuto, abbiamo preso un gol solo, potevamo sicuramente pareggiare, quindi direi che è andata bene, una vera partita è stata. Sì, anche in questo momento vediamo che c'è un tentativo di arrivare nell'area, ma è difficilissimo. Ormai insomma noi un po' pesano anche gli anni. I ragazzi, mentre i carabinieri sono bravi, c'è qualche ragazzo che è in salute, insomma. Abituato a giocare. Abituato a giocare, esatto. Comunque voi avete un grande portiere, eh? Sì, grandissimo Costa. Bene, allora complimenti per questa serata e soprattutto per l'obiettivo che insomma vi siete posto. Certo, e grazie a voi che ci seguite sempre. Allora l'arbitro insieme al portiere. Mi fa un po' specie questa cosa qua perché solitamente da giocatore avevo sempre qualche discussione con gli arbitri, sempre magari in maniera educata, perché però caratterialmente non mi piaceva mai perdere e di conseguenza a volte le ingiustizie mie, secondo te? Secondo il mio punto di vista, probabilmente sbagliato, le facevo sempre. Ma i portieri in genere sono bravi, tranquilli.
bisogna essere matti, i portieri normali non ne possono essere in giro. Comunque stasera tutto bene, caro arbitro? Stasera tutto bene, è stata una bella partita combattuta, alla fine si è giocato molto sul filo del fuorigioco, con le squadre un po' più lunghe, ma l'agonismo è stato abbastanza alto e divertente. Insomma, la terna era presente in prima fila. La terna ci voleva, da solo probabilmente... Comunque sono stati tutti bravi. Sì, sono stati tutti bene, tranquilli, hanno giocato senza nessun problema. Giovanni, da ex portiere adesso hai 3 figli che quest'anno hanno avuto dei grandi successi, giovanissimi ma bravissimi. Quest'anno è stata un'annata, spero che si possa ripetere, ma sarà difficile. Diciamo, Francesco ha vinto i playoff di promozione, sono stati in eccellenza facendo gol nella finale. Alessandro ha vinto scudetto e Supercoppa con la Berretti facendo gol in finale. Gabriele semifinali nazionali con l'Under 15, voglio dire, felicità, vuol dire che qualcosa di buono hanno questi ragazzi qua, si impegnano, si sacrificano, per cui mi fa piacere averli visti gioire insieme, magari anche con qualche lacrimuccia, ecco, perché ci sta la commozione e l'emozione forte. Allora, complimenti. E invece per la sezione di Chiavari degli arbitri, siete in festa oppure? Siamo in preparazione perché l'ultima di agosto inizia la Coppa Italia con 3 giornate, poi a metà settembre inizia il campionato. Quindi è stato un allenamento in vista dell'inizio della stagione. Giovanni, bisogna anche incentivare qualche ragazzo che faccia l'arbitro, se no... È una categoria a rischio di estinzione perché comunque è un ruolo difficile, molto difficile, importantissimo. Bisogna dare la medaglia ogni volta che partecipano a una gara perché comunque se lo meritano, fanno grandi cose, grande passione, più di quella dei calciatori. Perché non è facile andare in campo la domenica, sentirsi dire di tutto... in campo, fuori dal campo, sui palazzi, ovunque giri qualcosa, la colpa è sempre dell'arbitro. Quindi... Però se non c'è l'arbitro non si gioca. Per quello bisogna sicuramente incentivare, far sì che si trovi un gruppo di persone che porti avanti il discorso. Ripeto, non è facile trovare dei volontari coraggiosi, tra virgolette, che abbiano voglia di fare gli arbitri. Ecco. Lorenzo, quando ci sono le iscrizioni? Le iscrizioni a Chiavari sono sempre aperte. In Corso Dante, il corso è gratuito, dà dei crediti formativi per la scuola, dà una tessera che dà diritto gratuito allo stadio e dà la divisa, più un rimborso spese che può far sempre comodo. Ci sono tanti giovani arbitri, noi non siamo eterni, quindi se ne vengono è tanto di guadagnato. Bene, allora auguriamo una buona stagione prossima 19-20 agli arbitri e anche a tutti i giocatori che nel nostro comprensorio sono tantissimi e a chi esercita il ruolo di portiere. Io quest'anno tornerò ad allenare, questo è uno scoop. Dove? A Caperana, a Caperanese, con molto piacere, avendo giocato 7 anni qua. Prima squadra? Mi hanno chiesto se volevo dare una mano. No, questa è una notizia. È difficile rinunciare alla Caperanese, con entusiasmo, con voglia. Sarò pronto il 19 ad aiutare i ragazzi a crescere. Convocazione? 19 sera alle 7:30 qua al campo. Qua sul campo? Qua sul campo a Caperana, per non sbagliare. Sono in mezzo ai 2 mister, appena finita la partita i carabinieri battono i giocatori di Sandro Giacobbe, ma massima sportività. Assolutamente. Dietro sentiamo le tue note, perciò insomma finiamo in gloria. Direi che è stata una bella serata, come sempre quando si gioca per fare solidarietà e per stare insieme, per giocare col sorriso. Quindi anche stasera massimo fair play, ma soprattutto una bella serata, anche se ha visto anche qualche bella azione da una parte e dall'altra, quindi questo non guasta. Ma ti ho visto con un foglio in mano, tutti i nomi, dare disposizioni, insomma i contenuti, il passivo, perché insomma forse c'è stato il rischio di prendere qualche gol in più. Guarda, in queste occasioni credo che stare ordinati in campo senza andare all'arrembaggio tutti quanti è il minimo che puoi fare, anche perché io di loro ne conoscevo 4-5 della squadra che allenavo,
quindi mi fidavo un po' di quello che mi hanno detto, però è andata bene, dai, 1-0, una bella partita, è sembrata un risultato ottimo, no? Di quelli da campionato di serie superiore. Assolutamente. Allora, 2 parole al mister invece vincente, sì, no, però di misura, 1-0. Assolutamente, abbiamo faticato tantissimo, forse ci ha aiutato qualche anno di meno, però è stata una bellissima partita, onorati di aver partecipato a questa grande iniziativa e a far parte di questa partita, grazie ancora. Insomma, abbiamo sentito qualche intervista dei ragazzi dei Carabinieri, insomma sono abituati a fare qualche partita, ho visto. Sì, qualche partitella in più forse siamo abituati, però forse il caldo, comunque 1-0 mi sembra un valido risultato grazie agli avversari che ci hanno tenuto impegnati e non era scontato sino alla fine, quindi grazie anche a loro. Si diceva che tutto serve per far squadra, anche lavorativamente parlando, aiutano queste cose. Assolutamente, siamo un gruppo qui della compagnia di Chiavari o delle stazioni limitrofe che facciamo parte dello stesso comando e oltre a lavorare insieme talvolta ci ritroviamo sul campo anche insieme. Sandro, è anche il modo per riconoscere il loro lavoro, che tutti i giorni li sentiamo vicini, le forze dell'ordine, in questo caso i Carabinieri. Beh, assolutamente sì, non si finisce mai di ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco, tante istituzioni, polizia, che sono tutti i giorni sulle strade, che in qualsiasi occasione arrivano e devono subito far fronte a tutto quello che trovano e visto anche i tempi che corrono non è, credo, facile, quindi il ringraziamento mio, ma credo di tutto il circondario, le persone, tutti quelli che ogni volta ci troviamo a ricordare quello che fanno, è un ringraziamento grandissimo. Speriamo di non averne mai bisogno, però quando succede qualcosa loro sono sempre i primi a esserci e a tenere testa a qualsiasi situazione, anche purtroppo negativa, che a volte succede. Ecco, noi sicuramente vi vogliamo bene, voi forze dell'ordine, c'era anche Piras della Marina Militare di Santa Margherita, e voi sentite questo sostegno dalla popolazione? Assolutamente sì, assolutamente sì. A noi il grazie del cittadino è quello che ci fa andare avanti e cercare comunque di stargli sempre vicino, anche nei momenti peggiori, e questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro lavoro e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Ecco. Il 14, aspetto anche il maresciallo, perché siamo a Santa Margherita per la serata che è la commemorazione purtroppo del Ponte Morandi e quindi il 14 sera ci sarà questo spettacolo in ricordo, mi farà molto piacere se vieni, veramente. Assolutamente, grazie a te. Grazie allora, a te. ci diamo appuntamento per il 14 a Santa Margherita, Sandro Giacobbe, nel ricordo del disastro del primo anniversario. La butto lì, ma dovreste venire a riprendere tutta la serata voi, perché vale la pena, è una grande serata. Tu ci dai il permesso di privacy, eccetera, perché sai che bisogna firmare. Vieni, tranquillo. Pubblicamente. Siamo qua. Bene, e invece per la prossima sfida bisogna fare la rivincita, Assolutamente e non sì, si può, bisogna dargli la rivincita. Dobbiamo riprenderci un po' dalle forze e poi più avanti senza dubbio, assolutamente, sì, va data la rivincita, assolutamente. Grande.